Essere. Olimpiadi invernali 2026 a Cortina, occhi puntati su Roma, nel pomeriggio la decisione del CONI, intanto Milano fa un mezzo passo indietro. L'azienda vitivinicola Storia acquista una pagina sui quotidiani per dire basta all'intolleranza e nessuna paura di venire isolati nel nostro territorio. Le parole di Zaia ci confortano, dice l'Addipo Legato. Non smette di far discutere la copertina che Famiglia Cristiana ha dedicato al ministro degli interni Matteo Salvini. Ad infiammare ora la polemica anche un prete padovano che attacca il giornale cattolico. Con il volto travisato da un casco e impugnando un taglierino, un bandito ha rapinato una farmacia di Silea minacciando la titolare, bottino circa 200 euro. Incidente ieri sera a San Michele a Tagliamento, scontro tra un mezzo pesante e un'auto, nonni e nipotino che viaggiavano nella vettura rimangono feriti. Ottiene la patente ma il giorno dopo gliela ritirano perché viene trovato positivo all'alcol test, protagonista un 26enne padovano. Sorpresa durante i lavori in piazza San Marco, gli scavi riportano alla luce due scheletri, un uomo e una donna che potrebbero risalire all'epoca medioevale. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 in primo piano. Dunque l'attesa per la decisione nel pomeriggio intorno alle 15 del CONI per la candidata italiana alle Olimpiadi invernali del 2026, fiato sospeso naturalmente a Cortina dove per noi si trova in diretta Tiziana Bolognani che vedo già collegata insieme al sindaco Gianpietro Ghedini. Allora cedo subito a te la linea Tiziana, emozione immagino a Cortina in queste ore di attesa. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te a studio, evidentemente c'è tantissima emozione, a Cortina tutti con il fiato sospeso in una giornata spettacolare, piena zeppa di sole con il solito via vai di turisti nel corso principale, nel salotto buono della città. Assieme a me c'è il sindaco di Cortina, per quale motivo? Perché con Gianpietro Ghedina dobbiamo commentare soprattutto le ultime novità relative alla candidatura delle Olimpiadi per le Olimpiadi 2026, per i Giochi invernali 2026, perché dopo aver ottenuto i Giochi mondiali di sci alpino del 2021 per Cortina la partita si è fatta importante con una candidatura seria, sindaco, che è stata sostenuta da tutto il Veneto, da tutti i cittadini e non solo da Cortina da un pezzo. Certo è che rispetto alla decisione del CONI di ieri pomeriggio di presentare una candidatura dell'Italia ci sono state alcune polemiche e addirittura questa mattina il sindaco Sala, il sindaco di Milano, ha detto insomma se Milano non avrà una governance chiara noi ci defiliamo. Allora partiamo dalla fine. Partiamo dalla fine, nel senso che bisogna attendere comunque il pomeriggio, perché il pomeriggio si riunisce il Consiglio nazionale del CONI, quindi bisogna aspettare una scelta, una decisione che verrà solamente da loro, quindi ci vuole anche rispetto per loro. In tutto questo devo dire che la parte del Comune di Cortina insieme alla Regione Veneto è stata fin dall'inizio molto chiara e quindi un partenariato eventualmente con le altre città però alla pari. Io questa mattina ho formalizzato, dopo una richiesta di formalizzazione da parte del Presidente Malagò, ho formalizzato appunto da parte di Cortina la disponibilità a collaborare alla pari con le altre due città, quindi con Milano e con Torino. Sulla base di questo ovviamente attendiamo nelle prossime ore di vedere che cosa accade. Certamente noi, a differenza degli altri, siamo stati molto chiari, trasparenti, uniti, e questo ci tengo a dirlo effettivamente con la collaborazione, con il grande lavoro che è stato portato avanti da un po' tutto il Veneto con il governatore Zaia, e veramente ci siamo impegnati fin dall'inizio e nonostante noi crediamo di essere probabilmente la città più meritevole, in tutto questo siamo anche disponibili alla pari ad andare avanti. Ecco, un'unità di intenti che non c'è stata, questo bisogna dirlo, a Torino, perché la sindaca Chiara Appendino ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino a ieri sera e addirittura per evitare probabilmente il passaggio in Consiglio Comunale dove è forte la resistenza ha demandato tutto al governo e il sottosegretario allo sport proprio ieri sera ha lasciato intendere che la decisione finale, che la partita finale poi spetterà
al governo che dovrà valutare i dossier delle 3 città. Certamente c'è dentro anche molta politica e quindi ovviamente bisogna purtroppo tener conto anche di questa. Dal punto di vista tecnico-sportivo io credo che sia la nostra candidatura, quindi il nostro dossier, ma anche da parte del CONI ci sia stata la massima trasparenza, cioè il fatto che il CONI, soprattutto il Presidente Malagò, sia riuscito a portare a casa questa soluzione, che è una soluzione che sicuramente in qualche modo diversa rispetto a quello che prevede il regolamento CO, cioè la possibilità di avere una triplice proposta, io credo che sia un grosso risultato, ma non solo un grosso risultato per le 3 città, ma un grosso risultato anche per l'Italia e soprattutto per le Alpi, che in questo modo sarebbero tutte rappresentate. Senta, prima di chiudere, di lasciarla ai suoi impegni, le volevo semplicemente chiedere di tornare indietro, di parlare di Cortina 20 e 21. Ieri avete consegnato i lavori? Sì, abbiamo consegnato i lavori su una prima parte sulle piste di Rumerlo. Devo dire che stiamo andando molto bene, dopo alcune problematiche che avevamo avuto l'anno scorso. Devo dire che c'è stata un'accelerazione nel momento in cui si è insediata la nuova e nostra amministrazione e niente, stiamo lavorando molto bene. Sarà sicuramente un evento alla portata di Cortina e soprattutto ci farà ben figurare a livello internazionale, quindi su questo siamo molto fiduciosi, un evento che abbiamo già in casa e sul quale stiamo lavorando veramente con uno spirito molto positivo. Grazie Sindaco. Allora, vi diamo semplicemente dei tempi tecnici. Questa mattina il CONI è in riunione, ieri si era riunito il Comitato dei 12 saggi, nel pomeriggio alle 15 la riunione decisiva, quella dalla quale uscirà l'ufficialità della candidatura che se andrà in porto vedrà contrapposte a Cortina, Milano e Torino, Calgary in Canada, Erzurum in Turchia, Sapporo in Giappone e Stoccolma in Svezia. Prossimo ottobre si volerà a Buenos Aires, Malagò volerà a Buenos Aires per portare la proposta, mentre la decisione finale del CIO è attesa per settembre del 2019. Francesca, io da Cortina per questo momento ho concluso. Naturalmente vi ricordo che vi aspettiamo questa sera, restiamo qui fermi ad aspettarvi per i collegamenti negli altri telegiornali. Grazie a Tiziana Bolognani, grazie a Federico Cibotte, grazie al Sindaco per questo commento. Come anticipato dalla collega, nel corso delle prossime edizioni torneremo a collegarci con Cortina per commentare quello che sarà l'esito della decisione del CONI. Adesso la cronaca, perché ci sono 2 comunità in lutto, quella di San Donà di Piave e quella di Cessalto per la morte di Luciano Miotto, il cui corpo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri nelle acque al largo di Jesolo. La cronaca della giornata di ieri nel prossimo servizio. Il mare ha restituito il corpo dell'imprenditore Luciano Miotto, scomparso sabato scorso durante un'immersione a Cortellazzo. Il ritrovamento del cadavere nel primo pomeriggio, a 400 metri di distanza dal luogo in cui si trovava l'imbarcazione del titolare dell'Imesa di Cessalto, al momento in cui, dopo essere risalito perché non si sentiva bene, è stato inghiottito dall'acqua. È ancora d'obbligo usare il condizionale perché ancora non è stato fatto il riconoscimento del cadavere. Ad ogni modo sì, è stato individuato da un mezzo della Guardia Costiera su un fondale di 20 metri a circa 3 miglia dalla costa, e era proprio all'interno dell'area di ricerca che era stato individuato sin dai primi momenti dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia, che ha coordinato le operazioni sin dai primi momenti in cui è stato lanciato l'allarme. E praticamente sono state individuate delle bolle anomale che salivano in superficie e lì poi con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco è stato recuperato il corpo. Da sabato cercavano il sub imbarcazioni della Guardia Costiera, vigili del fuoco con i sommozzatori di Vicenza e Venezia, 2 elicotteri e un aereo da ricognizione. Da Milano era giunta una squadra speciale dei pompieri con robot e sonar per scandagliare i fondali profondi. Sì, è chiaro che nell'immediatezza dell'allarme uno cerca, è una lotta contro il tempo e quindi la speranza è sempre l'ultima a morire, però è chiaro che con il passare del tempo anche questa speranza diventa sempre più flebile.
Una notizia, la morte di Miotto, 59 anni, già vicepresidente di Confindustria Veneto e Finmeccanica, purtroppo attesa. La famiglia sperava nella restituzione del corpo e così è stato. La salma è stata ricomposta nell'ufficio circondariale marittimo di Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà ora decidere se disporre l'autopsia per capire se sia stato effettivamente un malore, come ipotizzato, la causa dell'incidente costato la vita all'imprenditore. Continua a far discutere il manifesto contro il razzismo dell'azienda trevigiana vinicola Astoria, che ha acquistato intere pagine di quotidiani locali e nazionali per respingere ogni forma di intolleranza. La foto della modella di colore con la bandiera italiana che tinge labbra e sfondo ha fatto il giro d'Italia e del web, raccogliendo consensi e critiche, ed è proprio questo che Paolo Polegato, amministratore delegato di Astoria Vini, voleva fare: lanciare un messaggio e farlo con parole chiare. Razzismo, discriminazione e violenza sono intollerabili, ora basta. Si rischia una deriva da cui difficilmente si torna indietro, dice l'imprenditore, che dopo il lancio di uova contro l'atleta italo-africana Daisy Osakwe non ha esitato. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ci ha detto ok, adesso secondo noi bisogna fare qualcosa, bisogna sensibilizzare un po' l'opinione pubblica di dire queste cose non hanno senso, perché la persona va giudicata per quello che è, indipendentemente dal colore della pelle o dal centro sociale piuttosto che dalla religione. Non è per i figli adottivi, dice, che fa quel che fa e non teme di venire isolato in un territorio fortemente leghista, tanto più dopo le dichiarazioni del presidente Luca Zaia, che ha ribadito il suo no a ogni forma di razzismo. Non vedo perché questa nostra presa di posizione debba essere vista in modo sbagliato. Noi abbiamo anzi fatto anche 2 anni fa, abbiamo preso una pagina su diversi quotidiani quando Oliviero Toscani offese i veneti dicendo veneti ubriaconi eccetera, e abbiamo difeso con una pagina, con la bandiera della Serenissima, la dignità del popolo veneto. Razzismo e intolleranza finiscono per colpire gli umili e chi non può difendersi, aggiunge il figlio Filippo, ma anche a un Polegato può accadere di rimanerne vittima. Mi trovo in una situazione sicuramente agevolata, quindi c'è già, diciamo, un consenso sociale. Però detto questo, in giro per l'Italia ho avuto un paio di episodi spiacevoli, però voglio dire mai degli episodi a livello violento, degli episodi più che altro verbali. Comportamenti inaccettabili soprattutto perché si sta assistendo a una vera e propria escalation. Se noi continuiamo a lasciar perdere e a minimizzare tutte queste situazioni, si arriverà per forza a una situazione pesante di intolleranza. E continua a far discutere anche la copertina che Famiglia Cristiana aveva dedicato al ministro degli interni Matteo Salvini. Adesso ad infiammare la discussione anche un parroco padovano che attacca il giornale cattolico. Sta infiammando un'estate già calda la forte presa di posizione di Don Marino sul bollettino della parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego, in cui, riprendendo la controversa copertina di Famiglia Cristiana, avverte: vade retro ipocrisia. L'ipocrisia veramente è un virus letale che ci sta distruggendo tutti ed è bene debellarlo con qualche antibiotico finché facciamo in tempo. Don Marino lancia una sfida all'interno della Chiesa perché si affrontino prima i problemi interni che si sono per troppi anni taciuti. Cerchiamo di avere il coraggio prima di tutto di guardare dentro la nostra area e di dedicare la copertina Vade Retro a persone che, ripeto, sono più motivo di scandalo di Salvini, almeno a livello cristiano, e quindi Vade Retro pedofili, Vade Retro cardinali, vescovi, che ci predicate tanto sull'accoglienza e siete i primi ad avere grandi appartamenti e non accogliere neanche un cane. L'editoriale non vuole essere né una difesa del ministro dell'interno né un attacco all'accoglienza dei migranti. La Chiesa però deve prima di tutto dare l'esempio. Non ho mai nominato Salvini, infatti io non la metto sul piano politico, non voglio difendere Salvini, se vuole si difenda da solo, oppure penso che sappia farlo benissimo. E io sono per l'accoglienza assolutamente, infatti io una canonica vuota accoglierei volentieri chiunque, l'ho chiesto anche in curia di farlo. Secondo il parroco di Albignasego, la Chiesa deve sapersi rinnovare e migliorarsi.
Le mele marce che sono dentro a tantissime altre mele buone devono essere tirate via prima che marciscano tutto il resto del sistema, e quindi bisogna avere il coraggio di dire chi sono e di eliminarle dal cesto, perché altrimenti sennò avremo sempre più le chiese vuote e anche se ce lo chiediamo non sappiamo dare una risposta quando alla fine la risposta c'è. Dobbiamo essere veramente persone coerenti e credibili fino in fondo. Torniamo alla cronaca. Silea, nel Trevigiano, ieri pomeriggio rapina in una farmacia. Ha approfittato del paese pressoché deserto a quell'ora del pomeriggio, tutti chiusi in casa alle 2 per il gran caldo. E così un rapinatore solitario ha preso di mira indisturbato la farmacia del Sile di via Callalta, a Lanzago di Silea. Volto coperto dal casco della moto e armato di taglierino è entrato nel negozio e sotto la minaccia della lama ha intimato alla titolare di consegnargli i contanti che aveva in cassa, circa 200 euro, fuggendo con il denaro. Il malvivente si è allontanato in sella a uno scooter. La titolare della farmacia, una 37enne, ha subito chiamato i carabinieri che hanno battuto a tappeto la zona senza però riuscire a rintracciare l'individuo descritto dalla vittima. Per dargli un nome e un'identità potrebbero ora essere utili i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un ciclista investito da un'auto a Castelgomberto nel Vicentino. Castelgomberto, ciclista travolto da un'auto. Sono passate da poco le 6 di sera quando sulla strada provinciale Peschiera-Muzzi, nel tratto di via 25 aprile, una donna di 48 anni alla guida di una Citroen ha tamponato un ciclista che è caduto rovinosamente sulla strada picchiando violentemente la schiena. L'uomo, 51 anni, è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni. Un tir contro un'auto è accaduto ieri sera sulle strade del Veneto orientale. Brutto incidente nella prima serata di ieri a San Michele al Tagliamento. Poco dopo le 19 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro lungo la statale 14 per lo schianto tra un camion e un'automobile. Feriti un bambino e i nonni che si trovavano in sua compagnia all'interno della macchina. I pompieri giunti da Portogruaro hanno estratto il piccolo e i 2 anziani rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Sul posto è quindi intervenuto il SUEM 118, ai sanitari è spettato il compito di stabilizzare i feriti e condurli all'ospedale. Il bambino è stato trasportato in elicottero mentre i 2 nonni in ambulanza. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo 1 ora e mezza. E ieri sempre nel Veneziano, lungo la tangenziale di Mestre, c'è stato un altro gravissimo incidente, un furgoncino che è rimasto schiacciato tra 2 mezzi pesanti. A perdere la vita una 59enne padovana, Maria Teresa Barbieri. Ebbene, ieri sera, proprio a pochi metri dal luogo dell'incidente, è stato notato un cagnolino bianco che correva sul ciglio della strada. È molto probabile che si tratti del cane della signora di Maria Teresa Barbieri, cane che vedete in questa foto con la vittima. Chi l'avesse trovato può rivolgersi alla nostra redazione di Venezia che si metterà in contatto poi con i familiari della donna. Potete telefonare al numero che vedete in sovrimpressione, lo 041 88 78166 oppure mandare una mail a venezia@antenna3.it. Adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta, sono attivi da qualche giorno all'aeroporto Canova di Treviso e serviranno a facilitare il controllo dei passaporti, sono i nuovi varchi elettronici. Il passeggero in partenza appoggia il passaporto sul lettore ottico, quindi fa un passo avanti e seguendo le indicazioni sul display attende per qualche secondo che il sistema scatti una foto identificativa. Così il controllo della persona e del passaporto avviene in automatico e se tutto è ok il cancello si apre ed il passeggero può procedere all'imbarco. Il gate cancello elettronico, così si chiama il nuovo sistema automatico per il controllo del passaporto, rivolto a tutti i cittadini comunitari in partenza da Treviso, diretti verso paesi extra Schengen, come è il caso ad esempio dei frequenti voli low cost per Londra ed il Regno Unito.
I varchi, attivi da qualche giorno all'aeroporto Canova, sono 3 e per la polizia aeroportuale, impegnata nei controlli di sicurezza, rappresentano un'importante innovazione, snellendo le file e facilitando le operazioni. Devo dire che è un sistema automatizzato di lettura automatica del passaporto, per cui se non viene rilevato nulla il passeggero in automatico passa, e questo aiuta al passaggio, anche se è necessaria comunque sempre la nostra presenza al controllo lì vicino, ma in ogni caso se è tutto regolare il passeggero passa tranquillamente. Operazioni di controllo che da aprile ad oggi hanno portato all'arresto di ben 15 persone per possesso di documenti falsi. Ultimi in ordine di tempo 3 cinesi con passaporti contraffatti diretti verso il Regno Unito. Ben 50 invece i respingimenti di passeggeri in arrivo sprovvisti di documenti in regola, per la maggior parte provenienti da Albania e Macedonia. Da registrare nell'attività della polizia di frontiera, che può contare su un totale di 47 agenti, anche 2 denunce per furto, uno smartphone e un Rolex del valore di ben 5.000 euro, lasciati dai proprietari nelle vaschette portaoggetti al controllo di sicurezza e soffiati da altri passeggeri trasformati in ladri dall'improvvisa occasione, ma prontamente individuati e denunciati dagli agenti. Quasi un record, ma in negativo, per un 26enne padovano a cui è stata ritirata la patente il giorno dopo il rilascio. La patente gli è durata un giorno, rilasciata e sequestrata nell'arco di poco più di 24 ore assieme ad una denuncia per guida in stato di ebbrezza, e non lieve, se è vero che il 26enne di Stra, fermato dalla polizia stradale di Piove di Sacco, è risultato positivo all'alcol test, più del quadruplo rispetto al limite massimo consentito dal codice della strada. Il giovane è stato fermato di ritorno da una serata con amici al termine di una serie di manovre discutibili culminate col sorpasso di una volante della polizia che ha inevitabilmente acceso i lampeggianti. Sembra leggermente attenuarsi la morsa del caldo sulle città italiane e venete. Domani il bollino rosso per le alte temperature è previsto in 12 comuni italiani contro i 18 di oggi. Lo segnala l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Le città venete che domani saranno contrassegnate dall'emergenza caldo con bollino rosso sono Venezia e Verona. Il livello 3, ovvero bollino rosso di allerta, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo per le fasce più deboli come bambini e anziani. A preoccupare anche i livelli di ozono che in alcune aree hanno superato i limiti di guardia. E adesso andiamo in centro storico a Venezia, ci colleghiamo con Tommaso Stoppa che ci racconta della scoperta fatta durante degli scavi nel cuore della città. Te la linea, Tommaso, buongiorno. Buongiorno da Venezia, dove si sta indagando, la sovrintendenza sta cercando di far luce su un mistero a dir poco affascinante, quello di 2 scheletri emersi alcuni giorni fa dai cantieri che sono in corso in questo momento sotto la Basilica di San Marco per proteggerne l'ingresso dall'acqua alta. Questi resti umani sono comparsi improvvisamente durante gli scavi e sono in questo momento nelle mani degli archeologi che stanno cercando di datarli e di capire come siano finiti lì. L'unica certezza in questo momento è che si tratta di resti umani di epoca medievale. Epoca medievale significa un arco di secoli piuttosto esteso, si saprà soltanto nei prossimi giorni una datazione più precisa. Si potrebbe addirittura trattare di corpi che sono stati sepolti lì ancora prima dell'edificazione della basilica che nella sua prima costruzione data intorno all'800 d.C. Potrebbe anche trattarsi di personale della servitù che prestava servizio a Palazzo Ducale, dove, come è noto, alloggiavano i dogi. Altre ipotesi, ma siamo appunto nel campo delle pure speculazioni in questo momento, è che si tratti di veneziani morti nell'epidemia di peste del 1348, oppure di scheletri di alcune famiglie patrizie che avevano delle sepolture in zone vicine a quella. Però, come abbiamo detto, in questo momento si può soltanto fantasticare, e quello che si saprà con maggiore certezza si saprà soltanto dopo i rilievi che richiederanno diverse settimane. Per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali.
Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso andiamo all'ospedale Cafoncello di Treviso per parlare di una singolare ma importante donazione fatta dall'Associazione Industriali. Pianoforte nel reparto di oncologia dell'ospedale Cafoncello, perché anche la musica può contribuire a guarire. L'idea del direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Gli industriali trevigiani, ora riuniti in Assi Industria Veneto Centro, l'hanno colta al volo mettendo lo strumento a disposizione di pazienti, medici e infermieri. Da parte nostra, quando il direttore Benazzi ci ha proposto l'acquisto del pianoforte, abbiamo pensato che fosse una bella cosa per coloro che purtroppo devono fare un percorso non facile nella loro vita, e perciò abbiamo voluto contribuire, anche perché, come sapete, la nostra è un'associazione molto vicina al territorio e alla sua popolazione. Per noi il pianoforte è importante perché l'artoterapia, la musica aiuta a star meglio, aiuta a riconciliarsi con la malattia e aiuta soprattutto a fare in modo che la cura abbia un effetto migliore. Credo che due cose siano importanti: avere bravi professionisti, e noi li abbiamo, e professionisti umani. Questa è la strada per umanizzare i servizi, per umanizzare la medicina. Gli industriali trevigiani avevano già effettuato un'altra donazione a giugno in concomitanza con la fusione dell'associazione con quella di Padova. Abbiamo costituito Assindustria Veneto Centro, unendo gli imprenditori di Padova e di Treviso e le due associazioni. Abbiamo pensato di celebrare questo bel momento attraverso una donazione che è stata fatta proprio al Cafoncello di una culla termica. Questa serve per aiutare quei bambini i neonati prematuri che hanno bisogno di un'assistenza ancora maggiore. Ci fermiamo qui per questa edizione, ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Il mese di agosto inizierà all'insegna del bel tempo e del caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 32 e 38 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Clima caldo con temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 34 e 36 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile durante le ore pomeridiane un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 34 e 37 gradi circa. È tutto, un saluto dal meteo di Antenna 3.